Sono trascorsi 5 anni da quella caldissima giornata di luglio in cui una potente tromba d'aria si è abbattuta sulla riviera del Brenta provocando un morto, 92 feriti, 100 milioni di danni, 500 case lesionate di cui 90 da abbattere, 400 sfollati, capannoni e negozi scoperchiati, decine di auto da rottamare e danni alle produzioni agricole. A distanza di 5 anni anche il comune di Dolo si è rialzato, ma la ferita è ancora molto forte e alcuni interventi si stanno aspettando. Alle mie spalle le famosissime ville venete che hanno ancora i tetti distrutti da quel violento tornado, e quello che una volta era un viale alberato non c'è più. Percorrendo le vie principali si vedono case che sembrano nuove e che al tempo erano state smembrate. Molto è stato fatto, ma mancano altri interventi. La ricostruzione è stata fatta a tempi di record, grazie alla prontezza di questa amministrazione e grazie anche a un intervento massivo da parte dello Stato che ha risarcito integralmente le persone che hanno subito danni. Per quanto riguarda l'ente, noi siamo riusciti a ricostruire il nostro capannone, che è questo che vedete dietro alle spalle, che è stato completamente distrutto dal tornado. All'interno c'erano anche i nostri mezzi che sono stati in parte riacquistati dal comune, e uno ci è anche stato gentilmente donato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo in via Ettore Tito, una delle vie storiche lungo il Naviglio Brenta. Da qui si vedono purtroppo le ville venete rimaste profondamente ferite dal tornado di 5 anni fa. Qui uno dei simboli è l'antica fornace, un'antica fornace in mattoni, ha il camino, come vedete, sbeccato, è stata incredibilmente è rimasta in piedi, ed è un po' il simbolo della forza di questa comunità che, per quanto ferita, è riuscita a non cadere. Queste strade erano distese di latterizi, di mattoni, era impressionante, sembrava di camminare in un territorio di guerra, anche se vivevamo un tempo di pace. Il tornado venne classificato come violento ed intensità F4, quindi come uno dei più potenti verificatisi non solo in Veneto, ma nell'intero territorio nazionale. La tromba d'aria percorse circa 11 km e fu accompagnata da grandine con un diametro tra i 5 e i 7 cm e impressionanti raffiche di vento. Sono stati tanti sforzi, tanti pianti, ma anche tanti aiuti, persone che sono arrivate da tutto il Veneto e anche oltre per dare un aiuto in silenzio. È un bene che rimarrà sempre nei nostri pensieri, e soprattutto ha visto una comunità unita.